Come quello. Perché bypass? Alla fine, dopo tanti anni insomma di distanza da Block Notes, anni in cui abbiamo veramente preso 1000 input e li abbiamo insomma rimodulati secondo un po' quelle che erano le nostre esigenze, ci siamo rimessi sotto insomma per completare il bypass. In realtà è tutto partito da una situazione che ha a che fare col nostro modo di comporre la musica, cioè fare un pezzo oppure cominciare a lavorare un disco ti mette davanti a una situazione in cui raccimoli tutte le tue idee, tutte le ispirazioni, quindi tutta la musica che hai ascoltato nei mesi. La comprimi, no? E da lì insomma nascono le tracce, perché ovviamente tutta la musica nasce sempre da un'ispirazione, ognuno ha i suoi artisti preferiti, ognuno ha i generi che segue, possono essere anche dei generi lontanissimi dall'hip hop. Il titolo del disco, alla fine abbiamo deciso di farlo insomma con un cancelletto davanti, ispirandoci un po' agli hashtag di Twitter, anche se in realtà è più uno spunto quello, perché ci piaceva lasciare una interpretazione larga, come se bypass fosse un argomento che racchiude dentro di sé tanti diversi punti di vista. Quando abbiamo iniziato a scrivere il disco posso dire che non abbiamo completamente pensato alle collaborazioni, ai featuring, finché non abbiamo avuto quasi tutto il disco finito. Man mano che avevamo le strofe, che avevamo i beat, ci siamo guardati un po', abbiamo cominciato a scrivere una lista dei rapper che volevamo sul disco, anche ascoltando i pezzi, sai, ascolti un pezzo, qui ci vedrei questo, qui ci vedrei quello. Alla fine abbiamo scelto di andare a Milano, era un posto un po' comodo per tutti e due, dove alla fine abbiamo scelto lo studio di Night Skinny perché pensavamo insieme che potesse essere un produttore, insomma un engineer, una persona che potesse anche interpretare e poterci seguire durante la realizzazione del disco, mantenendosi legato al concept del nostro disco, che voleva essere un concept anche abbastanza differente dal solito sound che la gente è abituata ad ascoltare per Stock e Mad Buddy. Per ritornare al discorso di bypass, quello che sentite, quello che vedete in me, in Stocca, è tutto senza filtro, quindi 100% vita reale, zero cazzate, zero luci e paillette, soltanto noi per come siete abituati a conoscerci.